vuol dire perché capì, bon, i tre quarti capisci, non parlano più. Non parlano più, dunque vuol dire che da parlare. Si faccia di domandare a un'amica che è francese, maritata con italiano e orthophoniste di radio di mestiere. Faccio che mi ha detto, il faut commencer par la langue menacée. Ha detto, voilà, ha detto perché tutti i manieri il francese l'ha da imparare fuori, l'ha da imparare a scuola, l'ha da imparare tutto il tempo. Bon, allora lui è d'accordo. E poi, quando è nata, tutti i manieri, non è mica potuto parlare francese. E io, da 25 anni, Giulia, li parlo sempre corso. Siamo in Parigi, siamo a Mezzaienti, siamo un importatore, parlo francese con tutto il mondo, adesso li parlo corso. È venuta così. Voilà. Infatti, ha parlato corso, non si parla francese. Volevo dire, ma avanti, fuori i giovani parlano tutti francese. Allora in casa parliamo. I libri hanno letto in francese perché non si mica. Non c'è stato problema di nulla in scuola, non c'è stato imparato i due, perché le diamo, piuttosto non è mai compro, per contro i libri stile francese Torson, come si chiama, i libri corsi, noi abbiamo sempre letto, dopo i studi a zero e tutto, abbiamo sempre letto francese. E non c'è stato mai problema di nulla, se tu vuoi. Ma dopo c'è stata di nuovo, faceva partita di Sigione, può essere che non parlava non talmente corto, faccio che era parlare corto, faccio che un giorno mi per esempio in Bastia, a riconoscere, allora gli faceva una festa, e io gli piaceva mica, di allora, e a corto, fuori più, ha detto, voilà, corto, fuori più, gli dicevano, e allora tu parli, non gli piaceva mica, a farsi rimarcare, voilà. E ha detto, la bête de foire. Voilà, appena così ha detto, allora e a corto, fuori più. Ed è stata così, ha fatto così e fuori non parla più. Allora in paesi sì, con i enti di casa. Ha voluto va in tutta l'amore. Dopo no, ma è stata. Come si chiama un studitore di Parigi che tu conosci, che faceva cantare? Ascolta. Mettelo tu. Giammarchi. Piero Giammarchi. Ascolta bene. Piero Giammarchi, quando era in Parigi, che era istitutrice in Parigi, e Piero era anche un maestro anche in Parigi, eravamo nella stessa scuola, su momento che un giorno eravamo dans le 8e arrondissement, quand les Champs-Élysées, nous l'a dit par Garoudi, c'était bon. Donc, un giorno una chiamata mi dice, Rosemary, vieni, a scuola mica lontano, vieni a senta. Et qui il faisait un travail aussi sur la linguistique, et impara étudier di la scuola Marc-André e Pedro Simone. Faccio che i titoli cantavano in Marcandria e Pedro Simone andavano insieme in un piano. Allora entro qui e dice senti quello e i titoli si mettono a cantare questo, sta sicuro, mi ha fatto un colpo così, tu, oh Piero, sei formidabile. E dunque lavorava da tacchini per fare un lavoro buono e tuttavia È una persona straordinaria, et Piero était vraiment super. Et travaillava dans tacchini, dans la linguistique, et voilà. Donc, ed è stato un momento veramente che ci penso sempre. E quando noi in questa canzone, di Marc-André e Pedro Simone, penso sempre a Piero, che è morto tutto, e voilà. Donc, voilà. Volete con i viari? A Giaconta, allora la Giaconta. Vai a contare quando che Tutto il mondo sotto. No, un po' in mano, no? che vai a contare quando eravamo giù con un mio fratello. Abbiamo un anno di differenza. Dunque, come vi ho detto, noi il francese l'abbiamo imparato in scuola a 5 anni. E mamma ci manda a comprare un chilo di rondo, un macellaio. Dunque, mettiamo tutti e due per la mano e andiamo a comprare un chilo di rondo. Entriamo al macello, un detto, e c'era sua cugnata che è corsa anch'ella, ma che viveva in Francia. Dunque sfrancisava e noi diciamo
volevamo un chilo di roux per la nostra mamma. Allora quella va a dire, Tata, un chilo di pot-au-feu pour les petits. Noi ci vediamo tutti e due, Madame, la nostra mamma me l'ha detto un chilo de bro. Allora, oui, Tata, un chilo di pot-au-feu. Allez, facciamo che piacere, l'abbiamo biato, e tutto l'angusto, quando andiamo sante gorgiolata, veramente, ci ha dato un pot-au-feu, mi coro. Voilà. Cose così che ci accadevano sovente perché non sfrancesavamo mica a 6 anni noi. E in scuola, papà, lì cavamo. Perché mia mamma mi ha detto facci darci un pezzo di burrata. E come sapevi qui? Ha detto, come dici in francese? Non, non, mais je n'ai pas parlé de Machidar, et ben, moi pareil. Maman m'a envié. Non, ma voix, je parlais française. Elle me dit, tu vas plus dans mon pezzo di burrata, e ha detto, ma come ha detto in francese? Tu vois? Donc on les a plus au mic. Voilà, on les a plus en corso. Ma vergognavo di domandare ancora, di già. Et tu vois comme à Jean-François, oh papa, come si dice usare la mon francese? Allora il telo si dice, io ho preso tua zoi, come si dice? C'era stata la fine.